God Save the Wine, siamo a Verona, bellissima serata strapiena, ma in questi giorni è facile ci sia questo entusiasmo per il vino. Come facciamo però a mantenerlo? Perché sembra che i giovani in età di poter bere alcolici il vino lo trascurino un po'. Quindi qual è il problema del vino? Se c'è un problema, cosa facciamo per invogliarli? Ma allora, per noi fare questo lavoro vuol dire innovare, comunque fare dei prodotti innovativi, con delle etichette innovative e con dei metodi anche innovativi. Quindi forse è togliergli un po' quell'alone di vecchiaia. Sacralità, quelle etichette molto austere, quelle bottiglie molto importanti e molto cariche. Noi facciamo dei vini molto freschi, facili da bere e quindi facili anche da apprezzare. Quindi ecco, un rosa come questo, come lo descriveresti a un ragazzo? No, questo è tuo. Come lo descriveresti a un ragazzo? 20 anni. 20 anni, è un vino facile da bere, fresco, però si sentono molto gli aromi, è molto fruttato e quindi è figo, semplicemente figo. Figo, già questo rosa figo ci convinci. Ma l'altro grande modo per far bene il vino è dirgli che è il miglior coronamento a volte di un pasto, no? Per esempio, nella cucina veronese, questi due vini che sono un rosa e un rosso, su dove li mettiamo? Allora, facilissimo. Il rosé lo abbiniamo ai vicoli con le sarde. Bene, col bel contrasto dolce, sapido. Esatto. Invece il nostro rosso, Aspetta che me lo vino servo. sincero e molto Rosso a base? sangiovese in purezza. Lo abbiniamo al Pâtisserie de Caval. Non so se l'ho detto bene, Pâtisserie de Caval, sì. perfetto. Poi Perché abbiamo sentito nemmeno un veronese. Beh, Che questo credo è sia un un po' sangiovese non austero, un No, sangiovese. assolutamente, ha un tannino morbido, è un sangiovese delicato, molto sincero, che fa acciaio, non ha un corpo particolare, per cui non è assolutamente non sovrasta il piatto, anzi lo accompagna in modo molto elegante, diciamo Perfetto. così. Lo andiamo a provare, Verona ai nostri piedi. Grazie mille. Ciao a tutti, ciao.